Udine che si porta così sul 2-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie A. Più risicato il risultato di ieri al Carnera 65-58 con i friulani comunque sempre avanti nei parziali 20-17, 41-31, 50-47. Miglior realizzatore Antonutti con 12 punti, poi gli americani Johnson e Fulland a quota 9. Minuti e primi punti anche per il neo arrivato Fabio Mian, che ha anche messo a segno un canestro fondamentale quando a una ventina di secondi dalla sirena Trapani si era riportata a -3. Venerdì la serie si sposta in Sicilia, dove Apu avrà a disposizione il primo di 2 match point, con eventuale quinta partita in programma di nuovo in Friuli. Sentiamo allora la soddisfazione per il successo, ma anche le prospettive per la prossima gara nelle interviste del dopo partita di coach Boniciolli e di capitano Antonutti. Siamo 2-0, che come diceva Catalano molto meglio che essere 0-2. Andiamo a Trapani dove sappiamo che nessuno ci regala nulla, perché stiamo parlando di una società seria, di un allenatore capace, di una squadra di giocatori di talento e di orgoglio, di veterani del campionato come Palermo, come Spizzichini, come Renzi, come Mollura, un giocatore che mi piace molto, e quindi 2 americani eccellenti, soprattutto Corbett. È chiaro che riuscire a chiudere la serie in Sicilia significherebbe avere più tempo per preparare un'eventuale semifinale, ma questi sono discorsi che faremo solo e soltanto qualora riuscissimo a vincere una delle prossime 3. Io penso al primo minuto della prossima ed è già più che sufficiente. Adesso è importante aver portato la serie sul 2-0, abbiamo tante cose da migliorare. Speriamo di riuscire ad avere più continuità sui 40 minuti perché produciamo tanto, poi abbiamo dei vuoti per poi dopo riprodurre tanto, riuscire ad avere un po' di continuità perché anche per la gestione delle energie. Si chiama Caccia alla plastica, l'iniziativa in programma il 19 giugno organizzata dalla